Guardate quanta neve! Adventure oggi, Stiamo Andrea. andando a fare una bella avventura in Val Maron. Raga, stiamo raggiungendo la piana di Marcesina, rifugio Val Maron, perché oggi dobbiamo fare degli scatti e delle riprese per lavoro con lo sled dog e approfittiamo a fare 2 immagini anche per il nostro canale. Che meraviglia! Adesso siamo curiosi di capire cosa viene fuori, nel senso che c'è tanta nebbia, quindi anche l'uso dei droni sarà un po' un problema. Siamo in una bianchezza. Guarda che bianchezza. Stiamo a vedere noi. Stiamo a non vedere. No, magari si alza Accende dopo. questa luce. Ecco raga, questa è la situazione in cui ci troviamo oggi. Un nebbione. Un po' complicata, però guardate che belli che sono loro. Bellissimi. Oh, amore. Ma ciao. Oh, bello, ciao. Ma quanto sei bello. Quale sarebbe, Emanuele, il programma oggi? Allora, il programma di oggi è un'attività di sled dog con i turisti che salgono in altopiano, un bel anello di circa 2,5 km, 3, dove ci si può divertire appunto in compagnia dei nostri amici. A 4 zampe. A 4 zampe, no? zampe. Nostri grandi amici. Infatti. Sì, infatti siamo un po' in crisi per quello, nel senso che non si vede niente. O stare al bar o fare le riprese, non so. Vabbè dai, proviamoci. Di che ti sei già innamorato, Andri? Hai visto che bei cagnotti? Sono bellissimi, tutti quanti, guarda quanti cagnotti oggi. Siete pronti ragazzi? Siete eccitatissimi voi che non vedete l'ora di partire? Dimmi la verità. Sì. Adesso la GoPro me la metto in testa. Sì, ok. Questa la tengo in mano Sì. e questa la tengo al collo. Così ho tutte e 3 le opzioni e vedo quella che funziona Sempre meglio. dopo Ciccio, fai salire a me, Sì. perché faccio una ripresina anch'io. Allora adesso facciamo il cambio attrezzatura, vai. Ok. Stacca là. Stanno attaccando i cani, Susa, ci siamo quasi. Chi prova l'esperienza va con 2 cani. Noi ne avremo ben 7 per fare le riprese e fare un po' di scena, quindi sarà lunghissimo il nostro treno di cani. Hanno proprio il desiderio innato di correre, però dobbiamo contribuire anche noi. Beh, è bellissimo qui oggi perché proprio fai l'esperienza di guidare la slitta, perché finora io ho visto solo esperienze dove ti portavano, no? Quindi bisogna essere bravi, se no Andri... Ti spiegano i comandi Sì, ti e spiegano dopo ci provi, però quando sei là che ti tirano non è facile ricordarsi No, tutto. perché io l'ho visto e gli ho spiegato tutti i comandi. Magari vai un po' in emozione, Devi sbagli. frenare e se Sì. sbagli Andri, ciao. vabbè. In genere i masher lavorano col tallone, ma se non vi sentite sicuri potete lavorare con tutto il piede. In genere noi masher facciamo così. Quindi mollate, hike, andiamo, i cani partiranno. Questi come li liberi partono a bomba. Io secondo me vedi Guarda. le slitte proprio che... Intanto ragazzi si sta un po' aprendo per fortuna. Là c'è un gatto che lavora. Francesco, prendi i tuoi? Pronto? Spero di riuscire a fare qualcosa di bello, ma sono tanto contento perché è la prima volta. È una bella esperienza, sì, Al di là del lavoro, guarda, è proprio bello farla. Sì, proprio bello. Ehi! Ale, 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 ale! Gi, gi, gi! Gi, gi, gi! Gi, 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 gi! Lì ci giriamo, no? E quindi torniamo indietro. Ok. Intanto arrivo anche a quella curvetta là, dai, così faccio un passaggio. Buoni, buoni! Aspetta! Vieni! Guarda, te ti tocca camminare. Cazzo. Bip. Non pensavo così. Oh! Marica, allora, com'è andata? Bellissima esperienza, sì, assolutamente, perché sono arrivata e non pensavo di dover guidare io la slitta. Si fa fatica, di la verità. Si fa molta fatica, però loro sono fantastici. È bello, è proprio bello il rapporto che si instaura, no? Sì, sì, perché sono proprio
bellissimi. Ragazzi, dai, siamo stati fortunati perché si è alzata la nebbia, è uscito un semisole e quindi direi di lusso, anche perché la giornata di domani è stata annullata perché nevicherà di brutto e ormai siamo proprio agli sgoccioli perché la neve non è più adatta per lo sled dog, è tutta morbidosa, i cani fanno fatica. Tra poco dobbiamo andare, quindi quella fregata sono io che non riesco a fare il giro, anche perché i cani giustamente sono stanchissimi. Mi dispiace Susa che alla fine non sei riuscita a fare il giro con i cani. Sì, guarda, mi dispiace tantissimo perché lo desideravo da tanto. Accidenti. Però adesso hanno fatto dei giri in meno perché la neve è tanto molla e i cani sono molto stanchi. I cani sono stanchissimi e quindi vabbè, è andata così. Peccato. Mi rifarò, mettiamola. C'hai ancora un desiderio da esaudire. Sì, tanto spero siano venute bene le immagini, dai. Dai, guardate che belli. Comunque salutate questi due che sono dolcissimi. Ciao. Abbiamo fatto 1000 foto con loro. Ciao belli. Ciao. Ciao, ciao. Amici, siamo arrivati alla fine di questa mattinata. Oggi avevamo questa uscita di lavoro, abbiamo provato a raccontarvela e portarvi con noi, mettere insieme un po' un contenuto per il canale e poi più le scene che dovevamo girare per quello che dobbiamo fare. È stato un po' difficile perché le condizioni non erano proprio ottimali. Non so quanto verrà lungo questo videetto, però intanto spero che vi sia piaciuto. Noi da qua vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Ciao, un abbraccio.